Grazie per questa riunione, siete stati bravissimi a organizzarla. Avete fatto solo, secondo me, un piccolo errore. Io sono uno di quelli che si ricordano una brillantina di letti, e anche lei ha commesso un errore. Un piccolo errore che nella lista delle priorità, città metropolitana, infrastrutture sublagunari, avete messo la qualità della vita, l'avete messa per ultima. È l'ultimo capitolo. Invece, ragazzi, la qualità della vita andava messa prima, perché è contro quella pietra, quel parametro che si misurano tutte le altre. Prima di tutto viene la qualità della vita, dopo viene lo sviluppo. Ho sentito recentemente Sabbito che ha fatto un bel... Dopo Sabbito in lista, non citiamolo prima che poi interviene per voce propria dopo. Ma ha detto anche i tumori sono sviluppo, era una cosa che mi ha colpito. Non voglio spiegare più di 2 minuti, allora ne metto 20 per leggere la mia domanda, come l'avevo già scritta, e 20 secondi, e un minutino per illustrarla. A nome di Italia Nostra, sezione di Venezia, vorrei sapere se e in quale modo il PAT, lo parla Micelli, Dopo gliela ripetiamo. Il PAT presentato tiene conto di quelle che per noi sono le 2 priorità più alte per il futuro di Venezia, e cioè la necessità di ridurre i flussi di turismo pendolare, quello di poche ore, perché guardate che la residenza è legata al turismo pendolare, perché siccome ci sono tanti turisti pendolari spariscono i negozi che servono per i residenti, la qualità della vita si abbassa, i vaporetti si riempiono. Allora nel PAT, nel piano di assetto del territorio, si vuole o non si vuole tener conto del fatto che la città è intasata di turisti di poche ore, di turisti morti e fuggi, perché noi abbiamo 37.000 posti letto e forse la città può sostenere 37.000 turisti residenti, però quando si aggiungono i 30.000, 40.000 che arrivano in autobus diventano troppi. Allora non possiamo fare il piano di assetto del territorio senza dire che bisogna ridurre, non contenere, non mantenere, ridurre il numero di turisti pendolari. È la prima cosa. La seconda, 18 secondi, ci vuole un'economia alternativa a questa turistica, vogliamo sfuggire alla monocultura. Abbiamo l'area di Marghera, l'area ex industriale di Marghera. Il patto dovrebbe prevedere una legislazione nazionale che incentivi la presenza di ditte produttrici inserite nel polo scientifico-tecnologico. C'è un grande bisogno di queste nuove tecnologie che vadano a Marghera, invece di fare di Marghera, con le sue bellissime viste sulla laguna e con la sua area SIC di Dogaletto, un grande parcheggio per i container del porto offshore voluto dall'autorità portuale. Quindi a Marghera la parte produttiva, in città meno turisti e quindi meno gente di lavoro. Una domanda a tutti i consiglieri convocati qui questa sera, che si rifà un po' al concetto introdotto dall'Anna Pochi prima, cioè si parla di sviluppo ma non sento parlare di sviluppo sostenibile. Si parla di occasioni ma non si capisce occasioni per chi. Allora, l'analisi del PAT, così come l'analisi anche dei piani sovraordinati che è stata fatta in questo periodo, al di là di creare gran confusione, perché il piano territoriale di coordinamento regionale non prevede, ad esempio, la TAP, non prevede l'alta capacità, non l'alta velocità. Il piano provinciale prevede una alta velocità che ha un tragitto che lì forse marginalmente è rappresentato sul bordo lagunare. Il piano regionale prevede una sublagunare non a favore di Venezia ma a favore di Chioggia. Questo nel PAT, ad esempio, non viene ricondotto a una chiarezza, crea ulteriore confusione. Vabbè, ma al di là di questo, ritorniamo alle domande di prima. Sviluppo sostenibile e occasioni per chi? Dal mio punto di vista, la domanda che io pongo ai consiglieri è questa: o c'è una revisione profonda del concetto di standard per equazione, o altrimenti qua non se ne va fuori.
nel senso che all'interno del PAT al momento si legge per perequazione semplicemente una riequilibratura di quella che è la cubatura in capo alla possibilità di identificare il capo privato. Il concetto di perequazione in realtà inteso tale non c'è. Allora, si prende atto del fatto che l'amministrazione ha la possibilità di dare un nuovo valore aggiunto ai suoli e una quota parte di quel valore aggiunto va alla collettività, o altrimenti, ripeto, non se ne viene fuori. Gli standard, c'è poco da dire, non è un qualcosa che con l'elastico si tira a destra o a sinistra, ci sono norme di legge ben precise. O si prendono in mano le norme di legge e si rendono pubblici i documenti che vanno verificati, o altrimenti, ripeto, qui non se ne viene fuori. Non se ne viene fuori purtroppo da parte della cittadinanza che cerca di dare il suo meglio per mettere nella giusta via o quantomeno rappresentare le proprie istanze nei confronti di chi è preposto a dire sì o no con il suo voto o a decidere questo o quell'altro. Non se ne va fuori nemmeno da parte dei consiglieri, perché penso che all'interno anche del Consiglio Comunale ci sia una confusione nel dibattere di questo o dell'altro tema. Questa è la mia domanda, grazie. Io mi rivolgo ovviamente prima di tutto, mi dispiace perché è l'ennesima volta sono stato d'altra parte di parecchi annoiati, quindi non c'è un vero confronto con l'assessore. Sarà ora che l'assessore accetti un confronto vero e non un comizio di 2 ore in cui dopo alla fine prenderà atto di quello che si vede. Era precedato da un negozio del non è per difendere l'assessore, ma noi abbiamo organizzato questo incontro quando aveva già ha fatto le carte false per venire stasera e spero che ci arrivi. Ma se c'è città, non portarmi via. No, va bene, ha ragione, se c'è città un incontro pubblico, vero, in cui si possono fare domande, dopo lui risponde non dicendo terrò conto di quello che avete detto, questo non è un confronto. Quindi non c'entra niente 40 per Venezia, lo stiamo chiedendo. Da me abbiamo dato un documento al sindaco chiedendo il confronto delle varie linee, firmato da 30 associazioni, 10 docenti universitari e quant'altro ai primi di dicembre. Mai c'è stato un confronto in questa città. Vediamo se prima o poi un vero confronto si può avere, in cui noi diciamo quello che pensiamo e ci risponde al momento lì, non dicendo terrò conto di quello che avete detto. Per favore il tempo non me lo schermo, non me lo potete via perché vorrei dire alcune cose. Allora, sulla comparazione delle alternative, ovviamente sanno tutte le robe tecniche, ma non c'è tempo e non è questa la sede. Allora, io ricordo l'obbligo di legge di comparare le virgolette ragionevoli alternative chiuse virgolette. Qui non si può dare un'unica linea e dire o è questa, e le osservazioni che non sono d'accordo con la linea principale dell'amministrazione verranno automaticamente respinte. Queste cose lo sentite dire io pubblicamente dall'assessore Micelli. Questo è il contrario della legge, il contrario della partecipazione. Vi ricordo alcune alternative scritte al sindaco, protocollate, l'hanno avuta credo che tutti gli assessori, forse mi dispiace, i consiglieri comunali che non hanno avuta, in fondo trovano copie di quello che sto dicendo. Allora, per esempio, a Venezia noi chiediamo riequilibrio da comparare, riequilibrio di Venezia, ripopolazione di Venezia, Arsenale San Basilio, Santa Marta Scomenzera, non nuovi parcheggi, non nuovi alberghi, vedi Marittima, vedi Scomenzera, vedi Santa Marta, sono in piano regolatore da 15 anni e continua il contrario, più di prima, perché il porto resta lì dove da 15 anni in cui noi tutti d'accordo, destra e sinistra, chiedevamo sapere Santa Marta si deve allargare, ma arriva nuovi parcheggi e nuovi alberghi Marittima, una strada, l'opposto stiamo dicendo da 15 anni in questa città. La conclusione per esempio è no a nuovi parcheggi a Piazzale Roma, raddoppi, no a nuovi parcheggi in Marittima, no alla sublunare, sì all'SFMR che abbiamo anche con altre giacche messo e finanziato dal 92, tutti responsabili a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, non si tira fuori nessuno. Queste alternative
vorremmo discuterle, non dare per scontato che è l'opposto di quello che alcuni di noi pensano. Terraferma, risanamento, riconversione, riqualificazione non alvega 1, che è invivibile, quel modo di fare in città è invivibile, rispondo come avrete quello che dico, non c'è tempo. Dividetevi le domande. Questa è la prima, chiudo veloce. Comunque l'alternativa è Tessera City. Non siamo d'accordo da una vita a inventare un polo a zero in un'acqua che è il posto di maggior rischio idraulico di tutta la terraferma. Per legge le aree a rischio idraulico non vanno edificate, invece in normativa del PAT ci sono infiniti condotti e tubi e pompe e quant'altro, che è l'opposto di quello che dice la legge italiana. Nelle aree a grave rischio idraulico non si edifica. Tessera City, non lo Stato. È esattamente così. Allora, l'alternativa, adesso il titolo degli altri. Allora, adesso perdere tutto il resto, messa periferia, vi ricordo 3 parole ancora. La seconda e la terza domanda, almeno annunciarle, non ho tempo di articolarle. Sì, cioè non togliamo la possibilità di intervenire adesso. Se è possibile, vi dico i titoli. Come difendiamo paesaggio e ambiente con norme, con garanzie di legge superordinata rispetto ai PAT, leggetevi la legge regionale sui PAT, perché non succeda che sul bosco di Mestre costruiamo, che in Gronda Lagunare Capriolio con gli assessorati dietro fa un albergo di 65 metri di altezza, perché non succeda che costruiamo dove c'è il maggior rischio idraulico. Terza e ultima domanda, poi la vediamo, la spiegherò a suo tempo. Vorrei capire la vivibilità, non tanto rispetto al numero degli standard, ma rispetto al centro. Io ho enumerato oggi, a oggi, 17 torri e grattacieli in arrivo a Mestre, ed è l'esatto opposto della vivibilità di Mestre, è il secondo nuovo sacco di Mestre. Quello degli anni 70 ha fatto quello che ha fatto, e lo sappiamo tutti, si chiama Sacco di Mestre. Il nuovo Sacco di Mestre in arrivo è molto peggio di quello di prima. Non sono titoli di domande. Ho chiuso, vorrei discutere la vivibilità, come la otteniamo, se questo, perché ci hanno spiegato che Strappagli via il microfono.